Buon pomeriggio a tutti dal campo del Duomo per il recupero della partita Duomo con Union River. Oggi c'è solo questa partita perché appunto è il recupero di quelle giornate di pioggia intense, anche se i giorni scorsi non ci hanno proprio favorito. Il campo sembra abbastanza buono, a parte sempre le zone della porta qui a destra, perché c'è una mega pozzanghera di fango Due settimane fa, 2 domeniche fa, eravamo a Rovigo in costume. a giocare, neanche un posto all'ombra, mi stavo cuocendo. Spostiamoci un po' più Penso in che là. non sei l'unico. Quindi Il regista ci sta cacciando. che parliamo? No, perché non vede. Sono pazzi. Siamo nane noi. No, è che fanno dei commenti fuori luogo. No, Ma cosa dici? C'è un gradino. Sì, no, ma infatti ho detto fanno dei commenti fuori non luogo. è vero. Che vedo stadio. Ma Angelo è in panchina? Come Marina. Simone? È in panchina, cosa vuole fare? Ah, numero 5. Ah, C'è il guardalinee, vedi? mi hanno suggerito male. Quello gioca Mi con hanno voi, squadra con suggerito voi. male. No, col cavolo il Corvaccio gioca con voi. Eccola, Angelo. No. 5. Non è che visto io. Oh signor, Che è successo? che a Cavarzari c'era un corvaccio morto in mezzo al campo. Meno male, Schifo. non l'abbiamo visto. Perché c'era il corvaggio morto. Malaugurio. L'altro è vivo, quindi già va meglio. Sì. Vieni qua, così vedo anche un bene. Visto c'è il semaforo verde per Buon l'arbitro. pomeriggio a Hanno messo il tutti. semaforo verde per l'arbitro, guarda, vedi? Bravo. Adesso entra in campo. Con me oggi Dorina, come sempre. Di classe di Simone, anche questo. Ah, ok, il ragazzetto. Sì, ma l'ho detto giovane. ieri. Dietro. Dov'è Giangi? Avete l'ultima, voi domeniche basta? Sì, è sempre un recupero anche Ah, noi domenica. adesso iniziano. Sì, sì. Stamattina ieri gli ha detto il corriere. Ci metto lì, ti arbitro io. Sì, vabbè. Quella è l'età, che devi fare? E poi comunque il 1° maggio iniziamo con i Pronta? tornei, quindi Dimmi. Poi devo fare Anche il loro tifo. devono iniziare, però alla fine mi sa che come Pronta, hanno pronta. deciso che le prime partite le fanno giocare i provinciali, perché noi fino al 5 tocchiamo, cioè abbiamo campionato Ah, ok. e devono ancora cercare di salvarsi. Come sono messi adesso? Niente giù. Male. Ma Sono più giù. su del Rovigo o Come più Rovigo. giù? Più giù? Porca vacca. Quindi il cambio di allenatore. No, il cambio allenatore, insomma, dopo, con le prime è quello che vuoi. Ah, beh. Vabbè, Vieni qua. aspetta, adesso arrivo. Così. Sì, caro. Vedo meglio io. Ma dove la sigaretta? Salvi da un pezzo secondo me, Ecco, vedo anche il campo. è stato troppo tardivo. I ragazzi sono pronti per In entrare. sette Non so partite, cosa stiamo in sette partite aspettando. non è che puoi fargli una- L'arbitro. No, l'arbitro è lì. Si confonde con gli altri, ma c'è. Dove Insomma, ha sta? la stessa età. Che manca uno. È un ragazzetto anche lui. Ah, in classe con Simone Eric. Sì, ma è arrogante. Ah Sì? È stronzo, sì. Non Non lo so. ricordo. Diciamolo piano che se magari Cosa aspettano voi che siete telecronisti? Ma che Cosa? cavolo, nel senso Voi che niente. siete informati sulla... Perché manca uno. A me lo dici? Ecco, Manca uno, chi i manca? 4 dei nostri. Ma cosa sta facendo? Sveglio che Era è Gabri. sparatorio. Gabriel. Gabri è appena rientrato. Ma Gabri è andato adesso dentro, poi rientra. No, chi che Gabri è manca? uscito. Eccolo là. No, questo No, quello è chi è? Giatti. È Pippo. Pippo va a fare il gol. Che ore un sono? calcio, farà cadere il gol. Ecco, Duri. E adesso silenzio, 15:58, ragazzi, vi state agitando, mancano ancora 2 minuti. Ho capito, ma questo sono entrati No, in ma stanno campo. aspettando che vada al corno. È il corvo. Adesso il corvo va nella porta dove siete voi. assaggiando il terreno. E vi scagazza. E beh, porta sfiga. Ecco, Ecco. Dei ragazzi. il corvo va via.
I ragazzi entrano in campo. Coi guanti addirittura come e la mamma Rema. Cason 2. Esatto. E va via. Si era fatto male domenica, poi vedo che era zainato. Ah, ok, In vabbè. campo per l'Unione River abbiamo Sono che stanno Goldin, facendo un po' di Mancin, Campion, carbonate Pasqualotto, ultimamente. Tomasello, Maghini, Perzuolo, Giatti, Piccolo, Fioravanti e Cosa unirai? Destri. Unirai? Sì, allora, tanto se tu pensi che io non sparo. Di là Domenica non sono li da giù il conosco brutto, tutti, conosco alcuni ma non tutti. Poi imiti la sua voce. Grazie Marco. Ciao. Ciao! Ciao Omar. Pronto? Ciao amore. Ma avete i figli dopo? Sì, poi c'è Valentino che ci pensa. Pronti. Ci pensa a Wally. Tutta roba. Tutta roba. Omar oggi era tutto organizzato, che sono uscita alle 11:30, però a mezzogiorno erano ancora in giro. Mi ha detto che era a scuola perché tu Siete andati a scuola? Com'era a scuola? hai chiamato che era Alle 11? Erano al bar Serenella. al Barcellona. La vacca. Simone mi raccomando dite a casa. Sì. Dove sei? Al bar Serenella. Poi non so se c'era anche mica, lei. non so mica la verità. Vabbè, basta guardare sul registro elettronico. No, sono usciti, mancava l'insegnante, quindi sono uscite alle 11:30. Anche loro? C'era proprio scritto dal vicepreside. Bastava confermare e firmare sul registro. Bene. Ci voleva un Forza altro Union. gradone per guardare più in alto. Speriamo sia una bella Ecco, partita. tra 2 minuti io mi lego i capelli perché mi stanno dando fastidio col vento. Giusto. Allora, mi fai da specchio? Cosa combiniamo? Non capisco. Oh, c'è il tifo. Chi è che c'è? C'è Matteo Trentin. Ho visto che c'è Fabio Oliva. Sì, sono andata a salutarlo. Ma guarda, l'ho riconosciuto all'ultimo momento. Mazza dei capelli. Sempre avuti così? Sì, ma adesso ancora più, Sì. più afro. È diventato altissimo poi, porca Sì, che poi dico. paletta. Si parlano di tutto tranne della partita. Infatti, Ecco, siamo partiti. alla grande. Forza Union. Chi è Come l'11? telecronista non puoi... No, noi lo diciamo Allora, sempre. vuoi che siamo fare il parte. telecronista dell'altra squadra? Devi essere... Ma noi urliamo. No, noi siamo di parte. Esatto. Cioè, Anch'io, noi siamo della Union River, tifiamo per la Union River. giusto. Cioè, chi è Ecco, stato? prima questo qua le fischia tutte, Sì. Le rimesse? Sì, questo qua le fischia tutte. Bene. In panchina chi c'è? Aaron, Maghetto. Chi è? Chi è stato? Ma sì, che è successo? Si sono abbracciati e baciati? Voglio cercare di vedere dov'è. Esatti! E il corvo dov'è? È andato via il corvo? E Gabri? Vai. Bravo, Zamps. Dai, mio, dai. Chi è Solo che quel l'11? ragazzo assomiglia a Massimiliano. Beh, Massi è il 10, no? Ma so che non assomiglia a Massi. E l'11 Massi. invece? Matteo. Ma L'11 è 2007 o Matteo Baroni. 2008? 2007 Baroni. anche lui? L'11 è Matteo Baroni, Non lo so il cognome, sai? che solo fa un carabiniere. No. Sì. Ecco, proprio a Matteo. C'è nieve da questo. Ah no, non può essere quello lì. Però devo beccare chi è Matteo Baroni. Devo vedere. Vabbè, L'arbitro. lì c'è Lorenzo Galetto. Dove? Quello lì? Quello lì Il alto. figlio della Michela, sì. Mm. Della Michela e di Gianluca. Vai Fiora! Ora Nostra, è nostra. Confondo con i colori. Sì, è vero, sto facendo fatica anch'io, lo sai? Sì, è vero che non è così netta. Sì, è È un bordeaux. Perché noi non giochiamo gialli? Che ne so. l'11, è cosa un 11 cavaliere per Riccardo. Non lo piccolino. so, io non lo Sì, conosco. sì. Ah, no, mi ha detto si chiama Matteo l'11. L'acqua. No, Me l'ha detto Serafino. Sì, ma non è quello che dico io.
perché è molto più alto Matteo, il figlio della mia ex collega. Vai, 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 peccato. Bravo portiere. Che sembra quello di Mare Fuori. Oh ma È vero, hai capito chi? Cardio Cardio trap. Cardio trap. Gianni, cardio sì, trap. brava, Gianni. Oh, ma Vai, vai Mago! Alessio. Vai cavallo! Porca miseria. Mi sta dando fastidio con quel fischietto. Dai fanciulli. dai, raga, dai. Facciamo un gol. Piazziamoglielo subito questo gol. Sì, con tutto il Ma ha fatto vedere che era fuori la palla. Boh. Che ne so. Ma è giovane. Ah, lui ci vede bene, non è come noi. Tira. No, Eric, peccato, dai. Bosco. E adesso la palla? Ciao, Non va a Biagio, eh. Non Ma ci no, va. non si può, è via di Ah. là. Abbiamo le altre palle? Eccola lì che è arrivata. Come fa ad essere angolo che... Guarda, guarda il tempo, guarda il tempo, guarda il tempo. Porca! Stavamo chiedendo anche noi. A me sembrava fosse del Duomo, comunque No, no, gliel'ha toccata. gliel'ha sicuro. toccata. Ah, ok. È per quello che è andata alta, sennò era gol. Ah, ok Marco. Vai Pippo, tu cacchio. Vai, vai Eric! Che ho freddo. Anch'io ho freddo, porca locca. Perché si è un po' leggermente Che c'è rinfrescata umidità. l'aria. Aiuto. Tu è cavaliere. Sì, sì, te lo dico io. Oh, aggressivo. Ma vabbè, Sì, ma fischiano in Oh, 3x2 figlio, no. veramente? Sì. Cioè, durerà fino a domani sta partita. Hai aspettato anche di guardare se c'era il vantaggio. Dai, stato bravo. Basta. 5. Un gol. ma chi ha tirato? Duomo. Ah, al multipiano? Proprio. Ho capito. Sti là in Fai fondo. calma. Tenendo su che non si vede, qua vicino. Però se faceva un altro gradone sarebbe stato ancora meglio, sera. No, no, da qua si vede, dai, Ma un gradone in più ci stava. Sì? Ah, vedi su. Certo, ma come fai a vedere con qua rete? Anche là. Vai, vai Alessio, vai, vai! Non cadere per terra, Filippo. Vai Fiora! Bravo Luca, dai, dai raga. Dai Luca, dai. Forza Union! Bravo Gabri. Ah, Bravo Luca, bravo. Bravo, Luca. Bravo. Porta su, porta su. Ah. No, Oh, Gabri. Gabri! Farti inchiappettare così. Cazzo fate quelle stronzate, arriva il tempo della situazione, bravo! Ciao, ciao Roberto! Ciao Roby. Sì. Per ora. Luca! Buongiorno! Ecco i nonni Gold sono arrivati. 5 cellulari in netto gol, baby, non richiamerò. Tu. Vai, vai, vai! Vai Eric. Vai Filippo! Mano. No! ma sì, Dai, dai, dai. cioè. E il signor Serafino ci dice che c'era fallo di mano.
C'era mano, sì, sì, ci hai vista. Su spalla? Diciamo che aveva fatto la Maradona. Attenzione ai gradini. Oddio, ho paura. Traina! Traina! Il fratello di Ale. Stamattina due si stavano baruffando, stavano facendo una rissa per Traina, per Alessandro. Allora ho fatto la consulente, la collega stamattina ha messo proprio il cartello di stanzina. Ha scritto consulenza grande sorella. Ho detto ragazzi però 50 euro a testa. Sono stufo di sentire le vostre storie. Bravo Matte. Anche perché ho detto, se litigavate che c'era, cioè, adesso il bello come comandante del tirare fuori, ok, ma per questi quattro qua, cioè, ne vale la pena. Ecco Max. Numero. Bravo Champ! Vai! Chi è che si agita? Chi è che vomita? Sì, è nera maglia. È blu, non nera. Blu, non nera, blu e verde. Ecco. Ah. Dai. Ma è quello che stava prima la Union River. Eh sì, ecco perché l'ho visto. Era la Union River prima. Ti traina tanta roba. Tanta roba. Per una ride, Come è cambiato, mamma mia. Traina non è nei regionali, Sì, nel Duomo. non è del bis. Ah, giusto, hai ragione, come con Trentina, hai ragione. Ah, qua. Oh, e te garotte e balle, lo sto No, ma più che fischiando. altro cosa ha fischiato? Boh. Un colpo di tosse, e ha Cosa ha fischiato. fischiato? Vero Non ho Antonio? capito cosa hai Colpo di tosse. Boh. Dai, forza! Dai Ari! Vai Gold! Oh! Nonno Goldini si inalbera. Si agita. Sì, giustamente. Dai, oh. Il giallino ci Sentito stava. il toc. Anche il grappino. Per scaldare un po'. Dai Edo che ha due posizioni. Vai Edo! No, ma mi sa che tira Angelo. No, era lì. No, tira Angelo, non tira Gold. Questo è gol? Per la cena di È stasera? gol. È gol. Viaggio è gol. È gol. C'è Turri anche. E Grasse. Qual è? Quali sono? Allora, Grasse è quello che è appena salito col cappuccio di grigio. Ok. E Turri è quello con la boccia. Con la? Con la boccia, cioè con i capelli. Oh! Tira! Maremma. Quello col giubbino Sì! bordeaux e giallo? Sì, Ah, ok. è Giovanni. Tessore. Quello è il famoso Turri. Giovanni, perché poi c'è Pietro, Sempre- anche, suo fratello più grande. Tessore. E bazzica Un po' anche di lui. sole, un po' di calore. Sì. Spero che abbiate i microfoni spenti. Qual è il problema? Siamo liberi di dire i nostri pensieri. Non si può? Noi facciamo compagnia alle persone che ci Esatto. guardano. Come la nonna Savioli che è in ospedale, quindi facciamo compagnia. Quando ho visto la diretta anch'io l'altra volta ero in ospedale. Hai sentito le nostre cavolate? Certo. Oh, ma Ti forse non abbiamo ero io, fatto compagnia. era Andrea. No, Diceva- no, c'eravate sempre voi. Sempre noi due, sempre la chip e Dorina chop. 33. Dorina 33. Perché noi raccontiamo un po' di tutto. È come Tranne la RDS. partita, tranne la partita. Esatto, ma la partita si vede. No, qui no.
parliamo di cucina, quindi facciamo anche Masterchef. Masterchef! Ecco, ottimo, bene così. Ma dai, ma cos'è? Ma che è fuori? Fuori dall'area, però boh. Di che? Poi già... Posso già comunicare l'1-0 per il Duomo? È la posizione di Massimo. Anche lì dove stava anche il Corvo, quindi non so. Indovina. Mirna! Ecco che arriva famiglia Gargiulo. Guarda, silenzio, non parlare. Piedaiera. Uff, aiuto. Bravo Luca! Sì! Boia, là, E mi dispiace per papà Serafino, ma il Duomo non ha segnato. Olè! non si è alzato. Piaciuto? Cioè, è lui. Mirna! Ma è perché la Mirna che porta fortuna per la Junior River. Per Mesola? Sempre dritto. Vai Gold, vai! Vai Edo! Beh. Sì, vuoi? Vuoi? No. Vuoi? Niente lavoro oggi, è già finito. Appena finito. Appena finito. Oh, che rischio! Papà Serafino, per poco non abbiamo segnato. 1-1, no? 1-0 per noi. Qual è il risultato che appena iniziato? È 0-0. Mirna! Ormai è Ma così. Gargiuolo c'è sta o non c'è sta? Se c'è sta. Panchina. Come in panchina? È là che gioca Gabriele. Ah, è da che lato là? No, ma prima non era di qua Gabriele, adesso è stato spostato. Ah, Vai, vai, che perché? Dai Luca! vai Luca! Grande il 9? Il 9 è Lorenzo. Vai Luca! Vai Tommy! Vai! No, Vai Cardio Trap. Facci segnare. 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 Non sognare, segnare. La sicura che statali la con pezzi. Chi? No, niente, così dicevo. Gli statali che stanno in ufficio, ma mi faccio un culo così a raccogliere. Ma che ti ho Non mi fa parlare. Io ti ho a casa, quindi stai zitto. Con che sono a casa? Io devo lavorare alle 7:15 io. tesoro. no? La paga. Quante ore fa? 7. Signora. Dai uno, dai. Dai ragazzi! Dai, Vai, dai, Manu, dai, che dai, c'hai! Pippo, dai! Pippo! Dai! No! Perché l'ha fischiato? Ma cosa hai fischiato? Arbitro, va a Ma casa! scusa, com'è possibile che fosse fuori gioco? Ma l'ha passata indietro! Arbitro, sveglia! Boh, vabbè. Comunque, questa non l'abbiamo capita, ma così è. Braccio! Bisogna giocare al fischio. Ah! Vai tu. No! Dai, Vabbè, dai Luca, va bene! Dai. Passa. Stai uno, vive. Vado sul microfono. No, aspetto il fuorigioco. Vai Filippo, bravo Filippo! Basta! Cosa tiri su? Tafferugli. Posso togliermelo, ti prego, Cinzia? No. Tenetelo così, Dorina, così. Aspetta.
Pace, siamo grandi vaccinati. Dai, che gol, dai. Peccato. Ah, porca miseria. Il corvo in campo. Esatto, sì, era via di là. Oh, c'ho freddo io, ragazzi. Anche freddo. Porca locca, oh. Sono partita stamattina io. Domani tutti al mare. Ma avevi visto ieri cosa era? Mamma Tutto bianco. mia. Sì, sì. Ha grandinato anche qua, eh. E non si scioglieva. Per forza. Ci cantare. Aspetta che mi metto il cappuccio io. Doppio. Bello. Bello! Beh, bravo portiere. Bravo portiere. Bravo, bravo portiere. Bravo Cardiotrap. Dai, bene Eric. Bravo, bravo. Anche perché Bravo Francesco, tanto. Raga senso. bravo Luca. Facci cantare, facci cantare. No, Tommy. Che fate i palleggi fra di voi? No, non è io, Angelo lo faremo. Oh, venite, allora, basta. Vai, bello, vai! Vai Filippo, va avanti però, qua. Ah! Ma per... Bah. Comunque... La vocale non la serve. Sono perduto io. Dai Edo! No, Camsi è proprio in tenuta sportiva. Dov'è? In panchina ma tenuta sportiva. È un'ora che dice che fa gol l'Unione. Dai, dai, Gold. Faccio un gol. Edo gol, faccio un gol. Dove vieni? Vai Edo, quella è la posizione ideale. Ecco l'arbitro da lontano, farma giù comunque. Oh, ti prego. Piccolino. L'arbitro? Sì, guarda, le spalline Ma piccole. no, alto, magro così. Oh. Allora. Dai, Eric! Bravo Eric! Bravo! Grande! Oh, e basta! 11, date una calmata! Dai, raga. Dai, Matte, dai, Matte. Dai, vai Tommy! Quella giusta, Tommy! Matteo. Porta i vostri giocatori, capisci mai che manovrano? Matteo, dai. Se la tira direttamente in posta non è che ci fa schifo. No? Parti, parti, parti. Bravo, Matte. Sì, 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 sì. Cacchio. È fallo adesso, è fallo. Sì. Serafino, fuori! Tutti al completo, tutti statali ora. Devi lavorare. Lui è qua, lui è qua. Tutti statali. Così mezzo di ferie. Tuo marito è statale. No. Ma lui comunque finisce le balle. Bravo. Bravo, Tommy. Che tu ti fai adesso? Quante notti? Ma cosa fa? Una settimana, una settimana? I rimpalli sempre non ci aiutano. Quindi sarebbe orario diurno. Il caso è eccezionale. Bravo. Oh, che palle, Perché se uno casca arbitro! per terra e dice B non si ferma il gioco. Invece dice A. Stai dicendo lui sarebbe diurno? E quindi che ora?
dalle 8 alle 2. Ok. Che spesso non sono mai le 2. Sì, Poi sei sono quattro, tardi. vabbè. Anche se non poi costano tutto. E nel caso di necessità, perché prima faceva il turno, adesso fa solo la mattina e il piano della Quindi è sempre reperibile. No, se prova sul primo palo. Vediamo Max, ex giocatore del Union River. Mamma mia! Io voglio la torta. Non l'ha messa La invece. torta quello dietro. è tutto bagnato. È tutto bagnato, ragazzi. Mettetevi qua se volete. Insomma, proprio la pacchiala. Beh, qua è un po' meglio rispetto a lì. Bravo! Ah, signor. No, falti, no. No, Angelo non mi sta piacendo. Dorina! No, basta adesso, Io la farei uscire. No. Dorina! Adesso chiamo Abu e gli dico fai uscire Angela. No! Non ce l'ho neanche il numero di Abu. Oh! Oddio che sonno. E la mamma Rema. Ah sì. Manina. Manina. Sì, con la mano. Secondo me o è un futuro vigile Chi è? Chi è? Chi è questa? Ah sì, probabile. o lo fa già, o è un futuro vigile. E qui in alto statale. Sì! No, No, è vero. non sono statali. Comunali. Dai! Che tacchetti. Perché non smetti di fare quei Con tacchettini? la zampetta. Dai! Mamma. Eric, non sta a farti. Educare sulla scossa la gente. Vedo bianco là sotto. Da chi, scusa? Da Gabriele. Sì, è vero, sembra doppio calzetto tipo, ma non è la scarpa che è un po' più alta. No. Allora forse ha il doppio calzettone. Dio santo. Sì, ciao, notte! Golden Pedro. Viaggio se- È meta, 3 punti, grazie. Abbiamo fatto meta. Dai, uno! Cavolo, ho fatto tutto gol! Dai, dobbiamo andare a mangiare tutti quanti alla taverna. Ovvio, ma sì, dai. Fino no. Serafino no. Se Serafino ci fa segnare, ok. Che miseria. Temporetto. Basta parlare però, dire. Dire e fare baciare, lettera testamento. Ma non l'ha messo così. Dopo mandami il video, Ah, te lo puoi guardare quando vuoi, Stella. Vai! No, non era un fallo cattivo. Lasciate dare fischiare. Torna A te Nanu. ti dà fastidio? Sono spostata dalla mia Ronna e da viaggio. Io mi siedo un attimo perché ho fame. Un bistecchino. Quindi a quest'ora dovrei fare la merendina, questa merendina come merendina. Ho i piedi ghiacciati. Secondo me vicino alla casetta. Dovrebbero essere lì fuori. Ma non vuole perdermi la partita. Che minuto siamo, Wally? 28esimo. No, questo qui sì.
c'avevi ragione. Vado per le mani! Non li vedi quelle cose? Dai Mago! Vai Cemp, vai! E ora carrotte. Ma chi è già? Sette. Buona Matteo. Dai Nanuz. Sei tre, avanti! Ah no, è che io ciappa sì. Bello, 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 bello. Bello! Tirate! Bravo Matteo! Bravo Matte! No! Pippo, sta a passargliela allora. Dai la panzona! Bello, vai Eric! Vai Eric! Vai! Cavalli. Dai Junio! Mannaggia. Vai Angelo! Bravo! Vai Filippo! Tirate! Vai Eric! Vai Fiola! Dio, madonna che l'ha presa male. Dai Luca, dai! Vai Luca! Bravo Luca! Vai no! Chi è in panchina? Io. Io. Non si vede che siamo in panchina? Vai, 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 vai! Vai, Bello! vai! Vai Angelo! No! Vabbè, dai, bravo Angelo! Dai Angelo, dai! Dai ragazzi! Dai che prima che finisce il primo tempo segniamo. Davvero? Comunque davvero sono partite. Sì, ma bisogna... Sì, segnare. Porca loca, oh. Porca loca. E poi magari loro hanno una cazzo di occasione del Pio. Calcia così. Che felpa c'è Simone? Un'altra volta. Mamma mia. Guarda che mai. Vai! Madonna, non riusciamo proprio. Bravo Gabri! Grande Angelo! Ragazzi, mettiamo a terra sta palla. Bravo gol. Palla a terra. A chi? A gol. Mamma mia, sì, per fortuna che l'ha capita. Ha presa. No, no, no. Luca è tua. Che sofferenza. Ma veramente? Già, crampi, Angelo. Direttore! Angelo, che c'è? Angelo, che è successo? Ha bisogno della mano dell'arbitro. Dai Angelo! No. Pausa caffè.
Vai, Filippo, mi è partito Un flipper, un flipper. Oh, Non so fare a nuotare. Paralisi. Sì. Cioè, deve ancora compierli, cioè adesso siamo nell'anno del 45. No. Sì tesoro, 72. peccato. No, vabbè, insomma, tanto No, po' vedi. anche per insomma, tutta una serie di cose che No, convive con sì, da 20 anni credo ormai. E vabbè, insomma, comunque dai, va tutto bene. Perché non si sta sì, perché il dottore libera. Appena aperto. No, poi Sì, no, lo so. se si fa pagare. Però anche si è fatta seguire interamente da lui. Dai mago! Però dai, è tutta a Che giorni posto. sta una settimana? Fino a venerdì almeno. Perché insomma comunque. Sì, no, scherzo, ogni tanto del genere. Vai, Union! L'ho sentita anche stamattina, era tranquilla, ha detto che l'avevano tirata su, quindi insomma dai. Ma ieri c'è stato Marco lì? Non può, Ah, non si può perché vogliono una persona al giorno solo per 45 minuti prendendo appuntamento. Sì. No, comunque è una villa privata, cioè non è privato, vabbè, c'è tipo metà e metà, capito? Un po' po' convenzionale. esatto, un po' come il clinico, no? Che quindi non era proprio questa cifra esagerata, ecco. Finiscono i 3x2. Il director sta buono. Ha detto solo dai! E gli ha detto è buono. Oh là! Oh! Sei venuto a Vieni farci... qua vicino a me, con la felpina, mo fa morire di freddo suo figlio. Vieni qua, si sono venuto bene? Guarda, ti ho detto che adesso fare quello che vuoi. Sei venuto a farci le piadine? Sì. Ovo a ovo. Sì, ma abbiamo avuto più occasioni noi, eh? Questo sì. Questa sì. Zitto, Tommy, zitto. Tommy, silenzio. Ogni tanto cuciti la bocca. Tommy sta buono? Sta buono? Sta quieto. Hai sbagliato, basta. Oddio, ecco. Ok. Ti ho detto. Cioè, sei di 4 della partita. Sì. Lorenzo, tutto a posto a scuola? Sì. Se sono che io non ce l'ho più. Tutto a posto? Ci sono comportati male.
Riferisci. È stato bravo Xian? No. No? Dici di no. No, è stato con me un po'. Tu tranquillo. Dai, vai su. Mamma Matteo che ce l'ha su con quel 7, lo vedo già. Uffa, 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 uffa. Bravo Gabri! Per cosa? Cosa fischi adesso, Dio buono? Calmatevi papà Serafino, che mi si agita. No. Ma cosa fischiate? È fallo vostro, dato il vantaggio a noi? Che cazzo di vantaggio abbiamo? Ma perché con queste palle alte? Ma Mettetela no, giù! lo so. Bravo Nanuzzo. Vai, vai, vai! Urco! Rigore! No. Ma mica rigore questo! Ma dai! Chi hanno fuori Matteo, leggero sempre rigore? attento. Dove sta andando? Ma chi? Non ci credo. Ma dai, ma non ho detto niente. A collo! A collo. Ecco, Abu. Ad Abu. Bravo! Espulso. Va via. No, vabbè, non ci posso credere. Lei è un fenomeno, s'arbitro. Simone, dateli tanti di che. Non è che avesse protestato più collo, infatti io ho detto. Ma infatti ho detto collo. Collo. L'allenatore no. Ragazzi, così. Oggi va così proprio. Ma nessuno Pasqualotti in panchina, vero? Sì, ma io che stare attento, va. Cosa confissa? Aspettiamo che esca. Dietro la rete, Abu. Lo hai espulso perché hai braccio in tu. Devi aspettare che esca e tu hai il campo. Sì, è espulso. Cartellino rosso. Perché? È La perché? prima volta che ha fatto corso sta così. No, noi avevamo capito collo, invece no, Abu. Vabbè, capita di tutto. Anche delle... Ah, sì, a posto. Abu! No, non so neanche. Per carità. Che arriva qua. Oh. Ho detto, cosa fischi che rigore? Abu, ti diamo il permesso di parlare al microfono. Fuori puoi dire quello che vuoi, tanto ormai lo so. Ciao! Porti sfortuna. Ma... Porti sfortuna. È la prima volta che quando ci sono io c'ho il rosso. Ascolta, gli ho detto guarda che rigore, non è che gli ho detto non capisci niente, gli ho detto oh direttore guarda che, no non direttore, ho detto, guarda che rigore. Soprattutto se fanno gol. Ma perché gliel'hai data loro gold? Perché dovevo. Ah, scusa, non avevo seguito, bravo. Vieni a fare la diretta con noi. Lorenzo, vuoi fare il cronista? Dai! Bello bagnato. Dacci una mano. Marco? Niente, nessuno che vuole... Vai Eric! Vai Eric! Dai Eric, dai! Vai Champ! No, Matteo. Sì, perché comunque fa schifo. Sì. Ma adesso Matteo è passato terzino? Matte! Bravo Matte! Tiro! Sì! E Serafino, vieni qua!
Che è successo? 3 minuti. Che cosa? 3 minuti mancano. Bravi raga! Bravo Champ, amore mio. È stato grande, bravo Champ! E faccio un gol. Union River faccio un gol. Ole, ole, ole. E faccio un gol. Giatti quindi. Giatti, non possiamo segnare niente. Che vero. Almeno perché non so se è stata. No, no, ma figuri. Ma va, esatto. Farà qualcuno. Dai, facciamo il secondo, forza! Bello. Vai piccolo, vai! Sì, vai Eric. Vai Eric! Ah, Zenocin. Ah. Ah. No, Matteo, sei buono. Matteo, calma! Ci sto scherzando. Sta buono, sta quieto. Cioè, se avete visto l'arbitro, state buoni e calmi, non fate agitare. Vai! Vai! Ancora tirate. Porca Luca. Vai Luca! Vai Champ! Ah, peccato. Dai, raga, dai. Mamma mia. Ho attaccato, è come un gatto attaccato in mano. Sì, sì. Scusa, tu sei abituato vero, a sentire queste cose. Mi dimentico che c'è. Oh, in casa sua poi! Anche peggio, vero Lorenzo? Bravo Gold. Appoggiati. Vai, dai! Vai Angelo, insistisci! Oh. Non dopo, Vero Lorenzo che senti di peggio in classe quest'anno? Beh, stiamo fa di tutto di più. Mamma, fidati. Marco. No, No, io sono Juventina, No, ma bello. qua hanno fatto il primo, guarda, il vicepresidente, a Biagione, il mister. Forza Juve sempre. Ah, Eri beh, simpatica 10 secondi fa? Stai che attenta? squadra sei? E tu? Juve? Tutta la vita? Ehi, Vedi, tu cambi vedi. scuola? Perché sei interista? Mi dispiace per te Lorenzo. Vabbè, insomma, quest'anno hanno vinto il No, vabbè, campionato. dai, sì. Sono stati bravi. Vai, 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 vai! Oh. Dagliela un po' meglio. Dai Eric! Urca, bravo! Dai! Dentro a farti male. Non c'è Pugliese, a meno che Pugliese non è Io ancora. non so chi sia. Lo so perché veniva sempre alle Casalini Pugliese. Bravo Tommy! Bravo Tommy! Bravo Fiore, dai. Dai Fiora! Vai, vai, vai! No, legati in mano! Dai, Mago! Dai Junior! Mamma mia. Che andate stai qua? Sì, Abbiamo un testo. Bravo Luca! Un po'. Bravo! ho avuto un brivido per testa a piede. Passa qua che c'è Eric. Dai, bello! Grossa. Bello! Vai, vai! Porca miseria, bravi loro. Qui dietro. Occhio all'11! Vai Tommaso, il tuo quello. Vai Tommy! Bravo! Bravo Tommy! Bravo Tommaso. Sì! Primo tempo si conclude per 1-0, gol di Giatti. Sì.
Ecco, siamo tornati. Valentino, speriamo che non si fermi domenica. Mamma quanto ho sofferto domenica. Mamma mia, anch'io. Tantissimo. Di meno, di meno. Vedrai. Speriamo. Domenica non voleva andare dentro. Di che tanto veramente mio nipote è andato a saltare e mi ha detto no, non sono arrabbiato. E ho detto può andare a quel paese. Le rabbia lui, sono rabbia anche me. La vita mi ha detto abbiamo perso così. Ma non ti parli di patosso nella vita mia in questa ora. Fossero Valentino, questi i problemi. anche non ti fai 62 anni. E che ha detto, sai te, come sai te? Ti ricorderai? Fossero questi i problemi, Figuriamoci. Ma sì, è giusto per la loro età, è giusto. Ci sono soddisfazioni e delusioni anche queste. D'accordo, ma devono temprarsi che nella vita bisogna abituarsi a qualsiasi cosa. Assolutamente. Perché non sono tutte gioie Purtroppo. e cose belle. Nella vita c'è anche dell'altro. Anzi, È proprio quello che tempra, vediamo le guerre. Vediamo le guerre. Che roba. Vai Eric! Verissimo. Porta Bello. pazienza, veramente, e spaia buone, Oh, fossero questi i problemi della vita. Ecco. È che mi dispiace per loro. Lo so. Avessi detto qualcosa. Infatti. Ah, peccato. E Giatti, e Pippo, dagliela. Abbassati Matteo, abbassati Ceppa, abbassati. Luca, vieni incontro. No. Don. Edo, in questa situazione chiama Luca fuori, che lui lo segue uomo. Vai. Bravo Luca. Ah, peccato. Subito. Tommy, chiudi. Bravo, bravi raga. No. Questa aria. Salite. Ah. Ci hai preso le patatine? Gusto bacon? Proprio nella pacciarona. Vieni qua, Lore, vieni qua. Sì, metti lì. Ma dai che almeno puoi appoggiare i piedi. Bravo Filippo. Vai Pippo! Vai. Sì. Ma è come... Waffles. No? C'erano le sorpresine dentro. Non c'è proprio niente. Ha detto Andrea che in treno non sta andando. E la stava vedendo, ha detto perché il visto sono tutto fuori? Ciao Andre. Ti salutiamo. Ciao Andrea. Io non ho il cellulare con me. Eccolo. Bello. Ah, peccato. Dai, davanti all'uomo non passa, dai. Senti che profumo di pancetta che mi arriva. Non mi pare. No. No. No, Mirna. No, formazione intatta. Però adesso mi devo allontanare, qui c'è Lorenzo. Bravo Eric. Mamma, Bello, dai! Mago, tira! No! Maremma. davanti all'uomo. Veramente? Dai.
Mannaggia. Luca, dai, andiamo al tiro. Non possiamo riprendere la ripartenza. Tira, cavolo. Sì, perché il Svizzero aveva fatto giocare, aveva fatto giocare a Soffosse. Arca. Abu, ti fai buttare fuori anche di qua? Ti fai buttare fuori anche da qua? No, io non sto dicendo niente. Dai Tommy! Bravo Tommaso! Bravo Tommy! Mamma mia. Vai su. No, Gabri! Luca? Ma è tutto rego. Beh raga, tutto rego. Dai Junio! Alza Eric, alza Eric, alza Eric. No. Tagliela. Ce l'hai. Zio Pappagallo, ce l'hai lì. Staccati. Dai Pippo. Bello! Bravo Tommy. Perché lo vedi mangiare. Ah. Torna Matteo. Bello! Bello, vai! Ah. Va bene. Dai che va bene ragazzi, dai! Dai, Chuck! Solo! Arriva! Uomo! Che inizia la pacciarona. Esatto. Grazie, Beato. Ah, dai! Dai Junio! Dai Edo! Dai Junio! Dai che va bene! Oh, capita, eh. Solo lì. Bravo! Bravo Eric! Vai! Subito! Bello, vai Pippo! Dai! Ma mai una volta che il rimpallo è favorevole a noi. Dai Junio! Mannaggia. Alla pupazza. Bravo, gol. Che rischio quel passaggio lì. Vai Gabri. No! Eric, in fase di non possesso che partiamo noi, scala 10 metri più un mezzo. Dai! No, davanti a un uomo subito! Davanti a un uomo! Vai! Dai vai. Luca.
C'è il mago che deve segnare. Chi è? Ma, Metterla subito. Che c'è la maglia. vabbè, ci sta. Non chiamarlo. Va bene così. lì. Bravo. Bravo, Bravo Gabri. Gabri. Dai, è tutta Union. Ma no, ci sarà il campo sbrissolente. Cioè, Vantaggio. Mi ha dato il vantaggio. Ah, ma chi? Allora, punizione. Ma il qua. Gabri, ma perché? No, per il fallo di prima che ha dato il vantaggio. Sull'altro fallo. Ah, sull'altro. Però gli ha dato il vantaggio e l'ha morito a fine dell'azione. No, perché gli ha dato il vantaggio. Sì, pochi tribuni, mi mandano altri. Sì, gli ha dato il vantaggio sul primo fallo. Sì, il vantaggio l'ho visto, soltanto che dopo mi sono perso il giocatore. Lì per terra ancora. Gabriele, ma già c'ha il gol ora. Dalla camera. Che chiaro ha preso di bucchiata? Aspetta fuori. Come ti dice Antonio? Aspetta fuori. No, io non avevo mai. Non comanda nessuno qua. Va, Marco comanda. Vedi? fatti il ditino Marco. Mi stai grattando la mano. Ah, Dorini e Cinzia comandano. No, ma infatti è vero. Sul fallo di prima. Ho capito, quindi devi tornare indietro. io no? Cinzia Mirna. Mamma mia. Guarda qua! Eh! Hai visto la maglietta? Sì. Mamma mia. Ah? Adesso si fa male per colpa. Ma è palla, cos'è? No, palla. Cosa vai da Filippo? Perché dopo L'istinto lì però è l'istinto Simone dove sta è il andando? fallo che non sta fischiando. Fischiato fallo. è l'istinto dell'embolo che ti parte. È troppo giovane. Chi è 15? No, 14 e 5, cioè esce 5 e entra 14. Pensate che è andato un attimo a togliere la pettorina, mi sa che è andato. C'è Angela. Ma no, degli altri in viaggio. No, ma anche noi abbiamo esce il No, c'è Simone che deve entrare il 15. Come se l'ha messa la pettorina? Mo di top. monospalla. Monospalla. No, mo si è accorto. Bello, per fortuna. La svirgola. E chi esce? Che entra a sinistra, sta dando. C'era Gabri perché ha ammonito. Sì, perché vedo che è già pronto il 4. Ma siete tutti lì vicini. Non fate muccio. Vai, Vai, Biagio! viaggio! Grande viaggio! Bravo. Bravi! Ciao, bravi! Ora! Cos'è questo nero che sta venendo avanti? Bello! Sì! Stasera si mangia la taverna! Ha segnato Angelo! Ha segnato Angelo! Se no si stava preoccupando per la cena. Ah, Cristina, se ci stai seguendo questa sera a taverna, perché Angelo ha segnato. Tocca.
Andrea, se ci stai seguendo, siamo 2-0 per noi, assegnato Angelo Pasqualotto. Dai ragazzi, fermo anche il terzo. Bello! Dai Angelo, doppio! Bello! Porca miseria! Vai Champ! Mamma mia, l'ho visto. Lorenzo! Io vedo quando partono Non vedo. i difensori che hanno quell'attimo di vantaggio. E lì o pallone o gamba. Ah sì. Miche, prepari 100 euro! Cazzo soldi, Miche! Mo voglio! Enzo, com'è che si dice mo voglio? Bravo, dai! Faccio bene a dirlo bianco. Giusto! Poi anche tu una mano. Oh, il corvo sta passando! Bravo Gabri! Vai Gabri! Di aia, Gabri, di aia! Occhio all'11, che è facile fare fallo sull'11. Bravi! Gabri! Mi ha fatto strizzone! No, ma Luca c'è! Bravo Luca! Luca c'è! Papi, ti immagini che la gira la posta? Tutti campioni d'Italia! Sister, se ci stai seguendo, ciao! Ciao Simona! Anda uomo, veloce! Bravo Gabri! Dai, 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 dai! Vai! Vai! Rigore! A gran sette. Bosco! È stufo, Eri? Insomma, ha corso oggi, Ha corsicchiato. Sì? Questo bene. È sempre per la questione... E 3-0 per la Union River. 3-0. Gol di Edo Goldin. Ragazzi, Bravi, dai, bravi! Forza Union! ma chi è Max? Che è successo? Eric. Edo! Bravo! Dai! Alziamo! Edo! Alziamo un po' il ritmo, apriamo sulle fasce, dai! Cosa gai? Oh mamma. Oh, Serafino si scalda. Franco! Franco! Ragazzi, poi Rambo sempre perché non No, chi è il 20? È Giangi? No, Giangi, povero Giangi. qua perché erano giocatori? Però no, non è lui, è lui. A me lo chiedi. È andato fuori a me. E io ho visto la Mirna del Fiodoro. Mirna! Non ti chiedono queste cose, ho visto. No, ci vuole viaggio. Per fare la Mirna. Dov'è andato? Non so. Chi è che sta scaldando? Non lo so. Simone, Aaron. Basta. Vai Gold! Solo, hai anche l'uomo dietro e Fiora. Ok, giro palla, Edo, basta. Eric, alzati! Bravo! Eric, se lui si abbassa, tu alzati. Cambio.
Esce, boh, non vedo da qua, Sorba 22-18. Ma che cavolo, non vedo una cippola. Lo facciamo marcare allora. Esce, non vedo. esce, non lo so. Esce non lo so. Ma quasi quasi, ma non è che sabato... Che dobbiamo fare sabato? Di parlare col capo. Ah, Sabato 4 maggio abbiamo l'ultima di campionato del Provinciale. Piena estate. esatto. Se lo fai l'ultimo regalo il canetto? Dai, vediamo. A che ora? 3:30? Sabato 4. Il tè? 3:30 vale. E giochiamo in casa. Allora. Quella in tassina dietro a casa mia. A casa tua? Allora poi siamo ospiti. Siamo ospiti. 5 contro 5 facciamo tutti in socio. Mettiamo le piedi che si abbassano, Dio tricheco. Ma la regina un po' non è la regina non è. Perché vedi che siamo qua. Ha fatto dopo una pescata. Dai! Poi Fiora. Dai Luca, va bene Luca! Posizione! Dessitali in mezzo Luca! Oggi Luca lo vedo proprio bene. Ha fatto una bella partita. Ecco che entra Piras. Non mi sento. No. Vai Sbiru. Esce Gabri. Giusto il 4 Sì. Gabri? Esce Gabriele Gargiuolo, entra Entra Piras. Simone Sbirus. Vai Simo! Sì, dico vai Sbiru, poi magari si offende. Stiamo sul classico. Sì. Vai, bravo. Vai, vai. peccato. No, No. bravo, va bene, cazzo, va bene. Era bella. Circonvalazione. Mamma mia, quando vedo quelle testate. Vai Simo, primo scatto, felino. Bravo Luca, bravo Simo. Salve cara. Sì, se arriva un po' di sole. Ecco che entra Aaron Aaron al posto di ed esce chi? No, mi sa che Giatti. No, no, mi conviene. 11, giusto Giatti? Sì, perché Pippone? No, meglio che ne esca piccolo. Sì, allora esce piccolo. Eh sì, Ma chi è a terra? piccolo. È piccolo. Per quello dico meglio che esca piccolo, visto che hai crampi. Si sta scaldando anche Maghetto. Mhm. Il Pira si sta dando un po' d'acqua ovunque per prendersi la broncopolmonite. Certo, perché no? Tanto ci sono 4 giorni da stare a casa. Guarda, ieri avevo paura che mi tornassi a casa con l'aereo addosso. Ma non riuscivano a farlo. Sì, perché ha male Matteo. Vai Angelo! Anche Angelo è partitone oggi. Vai Aaron! Anche Eric, buonissimo. Sì, è vero. Migliore in campo oggi. Bravo Simo! Oggi le telecroniste decreteranno il migliore in campo.
Agli ultimi Migliore in minuti campo decideremo. siamo io e la Cinzia, Così. senza ombra di dubbio. Ai, 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 ai. No, cosa si è fatto, no? Ah, Crampi, ragazzi. no, ginocchio secondo me. Un granchio? È stato un granchio? Almeno vedi i ragazzi se la ridono. Si stava vestito normalmente, adesso è in pantaloncini. Scusami, è Camsi come si sta scaldando. Insomma stai, io ho detto a suo fratello. Ma lui si è sentito, mio fratello è entrato in campo dall'inizio, ho detto, ah, stendiamo un velo. Ecco, adesso sta cercando di agitare un po' le gambe. Sta scaldando tutti. Ma sì, piuttosto che stiamo lì fermi. Vento, calmati. Ma domani con questa pioggia? Tu convinta se prendo il telefonino? Aspetta che guardo. Non so. Mi Ci sa sta di proprio sì. il brodino domani. Mamma mia. Ehi. Oh, l'avevi detto. Perché la mamma ha detto, la mamma. E si è deciso la Cristina? Ha detto così. Andrea, ti fai i gol e va alla taverna. Io l'ho Ecco. detto adesso L'ho qui. detto. Sì, le promesse Quindi si adesso non può mantengono. dire niente, eh? La promessa è promessa. Digli che ci sono i testimoni. Vai Champs. No, non danno pioggia. Ah, Poi parte da lì. Bravo, bravo, vai! alla fine di questa partita io e la Dorina decreteremo il migliore in campo. Che siamo noi. Io la- Ma avete spoilerato? No, sceglieremo. Sceglieremo. Se ha fatto lui l'assist nel primo del gol. primo gol, E tu esatto. hai detto sì? Sì? Vabbè, insomma, però ha recuperato una palla che tutti davano per persa. Invece no. Anche Fiora ha giocato bene oggi. Sì. Anche Eric molto bene. Tutti hanno giocato bene, secondo me. È stata Sai che Gabri? sì. Bravo, dai! Bravo! Porco cane, c'era Gold in posizione, ma Gold non ha ancora terminato. Tira! Oh! Bene, bene, dai. Era sempre Angelo. Perché Angelo voleva fare la doppietta per andare a mangiare stasera e domani. E ti uso, brava, brava. Se doppietta, antica quercia. Che non c'è posto. Sembra un anno forse. Bravo Luca! Adesso c'è Franklin in campo. Franklin a posto di? Luca Fiora. È uscito fuori. È uscito il Fiora. Porca. Bravo Aaron. Bravo. Bello. Bravi ragazzi, bravi. Sì, bello. Vai Angelo! Bello! Urca Network. Questa è una bella azione, veramente. Bella. Bravi. Angolo. Dai Champ, ti manca solo il gol oggi. Poi possiamo andare a casa. Viaggio non fa danni, il viaggio. Dove vuoi andare? Ecco, vieni qua. Dai, 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 dai! Dai! Bello, bello lo stesso. Bravo Filippo.
Peccato. Per il 3, per il 4. Dai, però. Bravo, dai! Bravo Filippo! Lo stava abbracciando al collo. Bravo, Vai. bello. Peccato. Tornate! Bravo Edoardo. Bravo Edo. Mamma mia, Ciao sei ciao. Bevuti tutti. Mirilli! buonasera. Chiarino, stai carino, arriva Nicola. Grazie. Adesso ci spostiamo, scusa. No, Tutto bene, Nicola? Ma sì, dai. Esce Giatti, entra Camsi. Che bella coppia, al loco 2. Però vuoi Filippo? Ma no. Io Lemma 17. Vabbè, Sì, come Lemma come lui, però Filippo 7 anni in più. Si deve laureare a settembre e fa ingegneria gestionale. E tu invece? Lei ha fatto il liceo classico, ha fatto il liceo classico e niente, dai, è in terza. Dai, Ale! Immagini? Bene, insomma. No. Va bene, il padre che era amoroso. Vabbè, dai. Dai, La piccola invece non la riconosco sicuro, ma Alessio. Guarda. Guarda che Alessio ci arriva. Anche no, Eric. qualche anno fa che si ricordava. Mamma, ma ti ricordi questo? Faceva giocare Vai, Biagio! È tua! cara, signore, si ricorda tutto. Mamma mia, Secondo me che delle noi diventiamo saggi, dai. No. Diciamo così, dai. Che senso? Modo di Vai, Ale! viverla diversamente. Io. Eric, tira! Ah, peccato. Bravo, Svirut. quello che sta correndo Ah, di là, eccolo là. Decimo. Grande. Grande. Bello. Il figlio, perché il tuo gioca insieme con Vai, il Camsi. Sì, Bello. non c'è adesso. Madonna. Bellissimo. Sì. Presento la mia amica. Andrea. È una di quelle che sta perdendo insieme a me. Oddio, ti prego. Vai, Maghetto. È uscito Angelo. Aspetta che non lo dico a Biagio perché sennò non si arrabbia. Che dai soldi! Ma si sente questa cosa? No. Cinzia, si sente questa cosa? No, no. Se non hai caso. Qualcuno ha una Toyota? Chi che tipo? Nera? È quella di? È quella di... Ma no, Omar dove ha parcheggiato? Dietro a qualche macchina. Mi fa venire l'ansia. No, la mia non è messa male, mi viene l'ansia. Vado a vedere, Vale. Beh, scusa, cioè... Ascolta, ma aspetta che ti chiami qualcuno. Non è che c'è chiami qualcuno. Tanto non è la tua macchina, non ci sei problemi zero. Sono arrivata velocemente, Riccardo mi ha detto... Vai, certo. Anche lei sembra Sono arrivata non è Michela. Direttore cambio.
Entra Savio. Scuola, quindi è normale che... Che macchina è, Omar? Casual. Ciao Nicola. Omar, che macchina è? No, ho parcheggiato dietro quella di Maghini. No, ma quindi stanno portando via una macchina. Bravo. Ah, te Però bravo. però da qua, eh? No, ho dato un'occhiata solamente perché ho messo dietro le due Sono macchine. passate in prima fascia e potevo scegliere io. Sono tornata. Ora appunto capisco a livello di- Sì, però a livello di collaboratori no, Sono bottolo. Sono perso qualcosa. c'è il papà Giovanni, No. c'è l'esame. Ah, quelli giù sulla via, giusto? Esatto. Ma io con gli insegnanti che ci sono. Bravo Matte. Matteo. Dai, davvero. Non penso quest'anno perché se sono sempre i 30 posti che vanno in ruolo, penso l'anno prossimo di entrare in ruolo. Bello. Però continuo a scegliere. Fisicamente sono un po' più strutturati di questi qua. Quali? Quelli loro? o Fuori. Ma i no, sono più strutturati, sono dati nei fogliatoi. Ah, Le notate. Perché alla fine abbiamo capito che stanno perdendo. Non lo so. Dai Franklin che è tuo. No, Bravo. c'è neanche. Allora, papà è a Parigi. poi a Parigi e poi si perde anche l'aereo per tornare. Perché? Dai. No, però. Davvero? No, ho visto. No, non c'è visto. No, guardavo. Giro. Che sbiruz. Abbassati Edo, chiamala. Oh signore. No, molto gestibile. 2. Bravo Luca. Bravo Luca. Nello spogliatoio? Dai maghetto. Sì, infatti è altissimo. No, però si sarà 5 Bello. Ah, peccato. Ah, sì. Con calma. Bello. Dagliene ancora. Ancora, sì. Non andare in guerra. Mezzo a 2. Solo. Altra. Dai Franklin. Bravo. Bello, bravi. Ah, peccato. Dai Matteo. Tirati su, non sta a testa bassa. Solo. Alza Edo, alza, chiamala su Edo. Siamo lunghi. Ah, Buono. Giolo. Frank. Vai Pippo. Giolo. Non se ne è accorta, vuol dire che era concentrata al lavoro. Bravo Eric. Giano. Ero al lavoro. Matteo. Occhio qua, su qualcuno. Bravo Eric. Io non l'ho visto perché ero concentrata. Ma dove sei? Partitone oggi. Ah, ok. Questa l'ho vista anch'io tanta. Questa Era di Lo vivono. questa è sempre il lavoro. Tu dov'eri, scusa? Che chiedi di me? Anch'io ero del gioco. Hai fatto tu mentre lo sguardo. A che minuto siamo? Sì,
sì, ho visto le foto. 84. Vabbè, ma avete parlato di Eurovision. Cioè, poi me lo vedo. Temporalone forte, pioggia forte. Lei si preoccupa di me dov'è? Lui dice che non l'ha vista. Mamma. Bello! No, peccato. Non so che ora sia gradinato. Fatta la palla lì. Dai che la tieni, dai che la tieni. Bravo! No! Ma non era mai fuori. L'arbitro non ha... ma l'arbitro non ha fischiato. Bravo! Bella palla, bella. Vai Bella Pippo! azione, sì, guarda. Sì, bello! Seghetti ancora. Potevi dare 500 euro? Ah, li dà direttamente la liquidazione, ce la facciamo. 500 euro. Gesto tecnico complesso 500 euro. Bella Vai azione. Camsi, tira! Sì, dai! Oh! Ah! Peccato, peccato. È un anno che ci lavoro con Magari è da un po' che se Matte, sì? No. Ah. Qui. Sì, sì, basta. Ah, sì, vabbè. Bravo Simone. Bravo Sbiruz. Cosa vuol dire? Ah, ok. No, nel senso che ci sono diversi campionati. Nel senso che ci sono diversi campionati. E con qualcuno secondo per ogni campionato che si incontrano per arrivare Quanto manca? Luca! Luca! 4 minuti. 5. 4 più recupero. 4 più recupero, quindi almeno altri 8 minuti, 8-9 minuti. Mi confondo con calcio è quello col pallone ovale. Esatto, no. Stavo guardando la partita, ma io sono con la grande. Sono con la grande. Bravo. Dai, Camsi. Dai, Savio. Siete in... Non sai chi stavo pensando? Bravo. Dorina. Manina, no? Bravo, dai! Dai, Franklin. Bello! Bello! No! Tira! No. Dai, Camsi. No! Ale, quanto manca? Un attimo. Un minuto e mezzo per il turno.
Mamma mia, per fortuna non c'era nessuno lì in mezzo. Perché spazi, nessuno. Vai Giolo, vai su! Che c'è posto? Un altro po'. Vabbè, oh, vedete un po'. Con calma. Guarda l'uomo subito. Dai. Ho freddo! Ho il naso congelato. 20 secondi. Ha detto a casa Marco. No. 10 secondi più recupero. Cavolo. Vai Savio. Recupero. Cinque minuti di recupero. È poco, dai. Ricky! Questa è di Aaron. Siamo al limite. Di prima. Dai Aaron. Si va a giro sul 7. Sì. Cerca il primo palo. Vai. Bello! Madonna mia! Bravo portiere, sì. Bravo, Guaglio! Bello, bello, bravo. Bravo Aaron, bravo il portiere. Eccolo. Bello! Bel tiro. Peccato. Bel tiro. Che sei? Balla? Bravo Pippotto! Mossa! Dai Sbiru. Ah! Si è perso la palla. No! In coro. Vai incontro. Alzati, Matteo, alzati. Vieni di qua che non c'è un cazzo di nessuno. Apri dalla Non troppo, vai incontro. Ah, mamma, aiuto. Daghela. Apri da. Vai Maghetto, tira. Sì. Vabbè, dai, ci sta. Va bene Ricky, va bene, stiamo lì. Mamma mia, non ce la vedo più niente. Infatti bravi si è tenuto. Sì. La Dorina mi ha abbandonato. Cavolo, non possiamo sbagliare 5 rimesse. 6.
Bravo. Un minuto. Un minuto. Hai visto cosa hai detto? Sempre ricordati che sei in difesa. Insomma, ci sta perché se lì non devi difendere. Non c'è nessuno. Ultima azione. È finita! Vittoria! Bravi ragazzi, ci vediamo domenica per l'ultima partita di campionato contro la Vittoriosa. Un saluto a tutti!